Per Venezia Ascoli Sebastiano Franco. Venezia a 43 punti, sesto, che vuole continuare la sua corsa playoff, reduce da 2 vittorie e un pareggio, senza però aver giocato l'ultima gara, quella con il Carpi. Ascoli a quota 26, a caccia invece di punti salvezza dopo la batosta in casa con la Salernitana 7 giorni fa. Le formazioni: Venezia con il 3-5-2, Audero in porta, Andelkovic, Modolo e Domizzi in difesa, Frey, Falzerano, Stulaz, Pinato e Garofalo a centrocampo, Litteri e Geijo in attacco. Ascoli che risponde con un modulo speculare, 3-5-2, Agazzi in porta, De Santis, Mengoni, Cherubini in difesa, Mogos, Addae, Buzzegoli, Carpani e Martigno a centrocampo, Ganze e Monachello sono gli attaccanti. Arbitra Piccinini di Forlì, Pagnotta è formato, gli assistenti, ci sono 3.000 spettatori circa, il cielo è grigio e ci sono 10 gradi a Venezia. Studio. A Venezia si è appena concluso il minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori, uno striscione nella curva del Venezia. Ciao Davide, tutto è pronto per l'inizio con l'arbitro Piccinini che ha consegnato il pallone alla formazione di Filippo Inzaghi. Il Venezia per dare inizio a questa partita ci sono sul cerchio di centrocampo con il pallone Stulaz e Falzerano. Tutto è pronto per cominciare, io darei la linea a Pescara. Al Penso squadre ancora negli spogliatoi, Venezia e Ascoli sono sullo 0-0, è stato un brutto primo tempo, pochissime conclusioni da parte delle due squadre. La più pericolosa, si fa per dire, un tiro di Monachello centrale parato facilmente da Audero, Monachello l'attaccante dell'Ascoli, dal limite dell'area. Tra poco il secondo tempo, intanto la linea a Pescara. Uomini della C'è un calcio di rigore in favore delle Venezia, scusami, tra poco per la battuta riprenderemo la linea, a te. Chiedo scusa a Zennaro, sì, tutto è pronto per la battuta del calcio di rigore del Venezia. Sul dischetto c'è Geijo, il fallo è stato commesso da Martigno in area che ha falciato Falzerano, questa almeno l'impressione dell'arbitro Piccinini. Ecco la rincorsa di Geijo, di fronte a lui Agazzi, il tiro, la rete, il vantaggio del Venezia. Siamo al secondo minuto di gioco, Venezia 1, Ascoli 0, a te Zennaro. Grazie Franco. A quarto minuto di gioco al Penso il Venezia è passato in vantaggio sull'Ascoli per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Geijo. Il fallo è stato commesso da Martigno dell'Ascoli su Falzerano. Ci sono state moltissime proteste, non era trascorso ancora un minuto nel corso della ripresa. Ora il gioco è fermo perché ha ricevuto una pallonata nello stomaco Addae, che è costretto ad uscire dal campo con il soccorso dei sanitari che cercano di far respirare il centrocampista ghanese. Ascoli allora che cerca di ripartire, darà il pallone con la rimessa in gioco. Il pallone era stato messo fuori dal Venezia per permettere i soccorsi ad Addae. Ecco Audero con il pallone tra i piedi. Quarto minuto di gioco, Venezia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, la linea a Pescara. 29esimo, Venezia 1, Ascoli 0. Poco fa la traversa di Geijo per il Venezia, il colpo di testa su cross di Garofalo, parato in un primo tempo da Agazzi con il pallone che finisce poi sulla traversa, Ballonzola addirittura sulla traversa, e poi il difensore del Venezia De Santis che riesce, il difensore dell'Ascoli scusate, De Santis che riesce a liberare. Ora c'è Garofalo a terra per un fallo su di lui, è stato commesso da Martigno, che è stato anche ammonito dall'arbitro Piccinini che fa segno ad Addae, il centrocampista dell'Ascoli, che questo tempo verrà recuperato. Era Frey che ha subito il fallo da Martigno, con le proteste anche di Domizzi che forse chiedeva qualcosa in più del cartellino giallo. È stata davvero una brutta entrata quella del giocatore dell'Ascoli. Ora il Venezia può ripartire con un calcio di punizione. Sul pallone c'è Leo Stulaz che lascia l'incombenza a Modolo. Ancora non si riesce a capire chi batterà questo calcio di punizione. Finalmente è Andelkovic a battere e arriva l'ammonizione di Piccinini per la perdita di tempo ad Andelkovic, e quindi Venezia che ripartirà. Mezz'ora, Venezia 1, Ascoli 0, linea a Pescara. 36esimo, Venezia 1, Ascoli 0, ma attenzione perché l'Ascoli in 10 per l'espulsione proprio in questo momento per doppia ammonizione di De Santis. Pescara. 39esimo, Venezia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, Ascoli in 10 per l'espulsione di De Santis per doppia ammonizione. La sostituzione, la prima per Filippo Inzaghi, è entrato Zigoni al posto di Geijo, autore del gol su rigore che consente fino a questo momento il vantaggio della formazione del Venezia. Ancora l'Ascoli che ci prova in questo momento con Addae che supera la metà campo, la profondità per Rossetti, contrastato però da Andelkovic, e pallone che ritorna tra i piedi di Leo Stulaz. 40esimo di gioco, Venezia 1, Ascoli 0, linea Pescara. Alla Pro Vercelli e sono 50 minuti e 14 secondi. Scusami Del Vecchio, è finita a Venezia con la vittoria del Venezia sull'Ascoli per 1-0, a te. Grazie Sebastiano Franco.